concentrata, muovendo un po' più del solito la palla in attacco e comunque secondo me pur subendo alcuni canestri sul pick and roll, limitando molto Piazza, nel senso che Piazza è stato devastante nelle ultime 5-6 partite per Reggio Calabria, facendo sempre più di 20 punti. Noi abbiamo fatto una scelta che ogni tanto ha lasciato delle layup ai lunghi ma che non l'hanno mai messo in partita, ha fatto canestro praticamente solo sul tiro libero. Credo che sia questa un po' la chiave e poi la grande partita di tutti e 10, perché oggi abbiamo avuto tanto anche dalla panchina, forse non in termini numerici ma a livello di punti, ma ci hanno permesso di far rifiatare i titolari e di arrivare all'ultimo quarto senza soffrire. Qualche giocatore oggi, vedi Malagoli, ha fatto una partita importante perché aveva grande motivazione. La motivazione penso che gliel'abbia data il fatto di giocare contro i suoi ex compagni, amici, e noi invece le motivazioni le dobbiamo trovare dentro di noi ogni partita. Io ho fatto un esempio per dire Malagoli, ma ogni partita, ogni domenica noi dobbiamo trovare grandi motivazioni, perché questo è un campionato, lo dimostra, mi hanno appena detto, Mirandola che vince a Castelletto, insomma è un campionato in cui non si può mai abbassare la guardia. Siamo stati meno lucidi, meno intensi di altre situazioni. Sapevamo che Treviglio era sicuramente fuori, malgrado lo stop di Agrigento, da quella fase negativa che ne aveva parzialmente frenato la marcia, però non siamo stati in grado di portare fino in fondo a compimento il piano partita, ma abbiamo avuto anche il merito di non mollare in modo secco come poteva succedere a metà del terzo quarto, quando oggettivamente stavamo facendo davvero tanta fatica.